Tris interno per il Grifone di Gualdaroni che con la doppietta di Scala e il gol di Giovagnoli supera per 3-1 il Tirreno Sansa tra le mura amiche per la terza giornata del girone A, campionato under 15 Elite, padroni di casa che salgono così a quota 7 pari al Tor di quinto con 2 lunghezze dall'Urbe Tevere capolista. Pronti via e Grifone che passa subito in vantaggio, punizione dal lato sinistro di Scala, la parabola è velenosa e la sfera entra in rete 1-0 e padroni di casa in vantaggio. Altra punizione poco dopo, Tirreno Sansa che soffre soprattutto le palle aeree, conclusione sempre dello stesso Scala che però va oltre la traversa, raddoppio che perviene all'11° da corner e Giovagnoli a staccare più in alto di tutti, palla all'angolino basso e 2-0 per il Grifone. Ancora padroni di casa velenosi, sempre da corner, sempre dallo stesso lato, con Sfera che questa volta termina però sul fondo. Tirreno Sansa che si fa vedere nel finale della prima frazione di gioco con il numero 11 Petroni, il quale ruba la sfera all'avversario e prova a rientrare in area di rigore. Conclusione murata da Serban che devia in calcio d'angolo. Nella ripresa al 7° azione insistita sulla destra dei padroni di casa, poi Sfera che va in area di rigore e traversa. Il gioco era fermo per offside. Ancora Grifone velenoso poco dopo quando trova il Tris al 10° con lancio lungo per Scala che controlla e di sinistro batte ancora in rete, doppietta per lui e 3-0 per il Grifone. Ospiti velenosi su calcio di punizione al 21°, spalla che esce alta sopra la traversa. Ancora formazione ospite pericolosa poco dopo, Serban tiene il pallone basso. Infine Grifone pericoloso in ripartenza, azione con la sfera che arriva da Coroni, il quale prova la conclusione alta sopra la traversa. È ancora lo stesso numero 20 a dare là l'azione successiva nel finale, palla per Tiberi il quale rientra sul sinistro, calcia ma coglie la traversa. Al 37° Moretti per il Tirreno Sansa a corsa le distanze, splendida la rete per il calciatore della formazione ospite, palla sotto l'incrocio e 3-1. Poi non c'è più tempo, dopo il recupero arriva il triplice rischio del direttore di gara.